Noi siamo qui per manifestare sia contro l'immobilismo delle istituzioni regionali, sia contro una cattiva gestione di quella che è la vertenza più importante della Sardegna, ossia la vertenza che riguarda il terminal contenitori internazionali, l'unico terminal contenitori internazionali della Sardegna. Attraverso il nostro terminal avremmo potuto dare un senso compiuto alla zona franca doganale interclusa e alla ZES di prossima approvazione, istituti giuridici di vantaggio fondamentali per creare quel terreno fertile e funzionale alla creazione di un grande distretto industriale. L'industria sarda è da sempre stata precaria e indotta. Questa è un'occasione unica per creare una nuova cultura imprenditoriale, una cultura organizzativa che passa attraverso il porto industriale di Cagliari, che necessariamente deve superare quella fase di main port verso la fase di brain port, ossia di un porto intelligente che fa da volano per l'economia del territorio. Il rapporto Krenos dice chiaramente che tra i fattori di competitività per l'interpretazione di quelle che sono le dinamiche di mercato, fondamentale è la competenza della politica. Questo è un caso emblematico di come l'incompetenza abbia generato un danno enorme all'economia del territorio. Creare una zona franca doganale interclusa senza un porto internazionale è come creare un porto in una montagna. Quale nave attracca in una montagna? Bisogna essere capaci. La globalizzazione ha tante storture, ma offre anche delle grandi opportunità. E l'opportunità che ci offre è quella di superare il gap negativo della insularità che lo stesso programma di sviluppo regionale documenta. Ora, quali sono le direttrici per superare questa insularità? Programmi industriali di nuova prospettiva, una grande politica economica nel settore dei trasporti. Quale migliore occasione di avere un terminale internazionale che ti permetteva di essere collegato direttamente con il mercato mondiale, più di 50 porti nel mondo. È inaccettabile, questa vertenza non può ammettere sconfitte. Grazie.